Andiamo adesso invece a parlare del timore che a Porpetto, secondo quello che ci dice Cristian Sergo, un timore per chi ne è contrario, parliamo della popolazione, probabilmente di un impianto, una centrale di accumulo di energia. Vediamo. In questo caso quello che noi chiediamo ai sindaci è di fare subito trasparenza e chiarezza anche verso i cittadini, giusto per evitare che da un campo verde di fronte alle proprie case ci si ritrovi 50, 60 o 100 container. Indiscrezioni che hanno messo in allarme i cittadini di Porpetto, già sul piede di guerra per la paventata costruzione del polo logistico nella campagna tra Villalta e Corniolo, dopo la notizia della costruzione di un impianto di accumulo energetico individuato in un'area non ancora definita del territorio porpettano. Nella serata di giovedì 20 marzo si parlerà anche di questo tema all'assemblea pubblica indetta dal comitato spontaneo No Polo Logistico e appoggiato da alcuni esponenti del centro-sinistra, in particolare dal Movimento 5 Stelle, come ci conferma Cristian Sergo, numero 1 provinciale dei Pentastellati. In questo momento c'è un'istanza che è stata presentata al Ministero ormai da qualche mese, però appunto il Comune probabilmente sicuramente saprà dov'è e stasera, se c'è una assemblea pubblica e se ci fosse qualcuno in amministrazione, forse riusciremo a capire anche dove lo faranno. Soprattutto fare in modo che un cittadino sappia per tempo che di fronte diciamo a casa sua succederà questo. Avviene per i centri accumulo, avviene per i parchi fotovoltaici, avviene per le antenne 5G, per cui non è questione di dire sempre no a tutto, ma è questione di fare le cose con la giusta partecipazione dei cittadini coinvolti.